Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È ufficialmente cominciata la 19ª legislatura della storia italiana, con deputati e senatori che in mattinata saranno chiamati a insediarsi e scegliere i presidenti delle due Camere. Sul nome di Ignazio La Russa, presidente del Senato, c'è una maggioranza. Così Francesco Lollobrigida, esponente di Fratelli d'Italia, all'ingresso della Camera è arrivato per la prima seduta dell'Aula. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre la curva epidemica in Sicilia continua ad aumentare in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incidenza di nuovi casi positivi è pari a 8.857, con un valore cumulativo di 184 su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa e Catania. La Procura di Catania ha richiesto e ottenuto nei confronti di due 45enni colpevoli di aver effettuato una rapina in una farmacia di Acicatena la misura cautelare della custodia in carcere. I due complici hanno fatto irruzione all'interno di essa, minacciando con una pistola sia la clientela presente sia gli impiegati costretti a consegnare il contenuto della cassa pari a circa 1.000 euro. Sfortunatamente per loro le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di smascherarli riprendendo ogni singolo movimento. I poliziotti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un pregiudicato trentenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 14 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina e una boccetta di popper, sostanza con proprietà tossiche che si assume per inalazione. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.